date deluse le aspettative di quanti speravano che almeno le Launeddas riuscissero a sopravvivere agli algoritmi. Anche loro insomma hanno colpito il nostro strumento tradizionale, anche se in questa veste così elettronica. Ci avviamo verso gli ultimi interventi, anzi no, c'è da presentare il secondo numero della rivista dell'annuario che è stato predisposto dall'associazione, però nel frattempo c'è raggiunto anche l'assessore comunale Paolo Frau. Se ha piacere lo inviterei, se crede, a rivolgere un veloce saluto, sperando di non prenderlo così in contropiede a tradimento. Insomma. Sappiamo della sua sensibilità, anche lo scorso anno ha avuto modo di seguire la prima edizione di questa festa e ci fa piacere a ritrovarlo anche in questa occasione. Buonasera, per la prima cosa voglio scusarmi, oggi è stata una giornata terrificante e quindi sono arrivato in ritardo perché avevo altri impegni nella giornata, e però non volevo mancare. Ho partecipato l'anno scorso alla prima festa, al primo grande raduno, ricordo ancora, ho proprio negli occhi quella suonata di, non lo so quanti eravate, 50 suonatori di Launeddas insieme nella galleria della MEM, e mi sembra un motivo di orgoglio per la città ospitare un evento così importante, quindi vi do il benvenuto a nome della città. E poi stavo andando di fantasia e allora la butto lì sperando che il seme poi germogli. Noi stiamo facendo proprio qua vicino un nuovo parco, una delle realizzazioni importanti in materia di verde e di spazi per la socialità. Sono 4 ettari che stiamo riqualificando, che conterranno diverse cose, ma una cosa conterranno in particolare. Credo uno dei palcoscenici più belli della città, di fronte al mare, cioè una piattaforma profonda, larga, che consente di fare spettacoli di ogni tipo, cioè consente di ospitare un'orchestra o uno spettacolo di balletto. Ecco, allora, il mio sogno è, nella programmazione di questa prossima estate, quando è possibile anche godere degli spettacoli all'aperto, di avere assieme ad altri spettacoli di musica classica, di teatro, di danza, anche un grande spettacolo di Launeddas. Credo che sarebbe il modo migliore per onorare lo strumento principe, insomma, della nostra tradizione, della nostra musica. Terrò contatti, cercheremo di trovare tutti i modi per favorire l'ottenimento di questo obiettivo. Un grande concerto di Launeddas con quanti più possibile di voi, che per i cittadini, ma anche per i tanti che sempre più numerosi stanno venendo a visitare la Sardegna e la città. Insomma, credo che potrebbe essere una bella occasione. Grazie della ospitalità e buon lavoro. Grazie molte, lo consideriamo un impegno, insomma, e credo che comunque Sassorzio Launeddas Sardegna sia assolutamente pienamente disponibile